Il Veneto ha numeri da zona arancione piena e senza sfumature. Si allineano l'R con T a 1,12, l'incidenza dei contagi a 226,8, quindi sotto il muro dei 250 positivi per 100.000 abitanti, e i ricoveri che occupano il 29% delle terapie intensive, quindi sotto la soglia del 30%. Domani è il giorno della verità, quello della classificazione, e Luca Zaia fa gli scongiuri. Allora ragazzi, incrociamo tutto quello che possiamo incrociare. Se sarà confermata la nostra proiezione che la dottoressa Russo con i suoi uffici ha fatto, noi domani speriamo auspicabilmente che ci sia un passaggio di colore. Se dopo Pasqua il Veneto passasse davvero in arancione, riaprirebbero tutte le scuole, anche le superiori, con frequenza al 50%. Nel computo dei contagi in Veneto la variante inglese è padrona con l'88,5% dei casi, mentre la brasiliana incide per l'1,4%. Sul fronte dei vaccini, da oggi, è attivo il nuovo portale. Alcune ULS però non hanno aperto le prenotazioni perché hanno esaurito i vaccini. Se lo guardo sotto il profilo del servizio, ci scusiamo con i cittadini. Se lo guardo sotto il profilo del risultato, io so che ho sempre le prenotazioni, non sto perdendo neanche un istante nelle vaccinazioni, perché comunque stiamo continuando a vaccinare. Cioè non è che c'è un buco nelle vaccinazioni, quello mi preoccuperebbe. E in effetti nell'ultima giornata sono stati effettuati più di 37.000 vaccini e nel fine settimana arriveranno in Veneto oltre 100.000 dosi di AstraZeneca e quasi 40.000 di Moderna. Col personale messo in campo, dosi permettendo, si potrebbe arrivare ad 80.000 vaccinazioni al giorno. L'obiettivo è coprire tutti i veneti prima dell'estate. La luce in fondo al tunnel si chiama vaccino, cioè io non è che sono innamorato del vaccino, ma vediamo. Non abbiamo più focolai ospedalieri da quando abbiamo vaccinato i nostri uomini e donne da